Anche in un momento delicato per il contesto geopolitico ed economico, Despar Nord ribadisce la sua forza e lo fa presentando i numeri del 2025 che parlano di un forte processo di consolidamento e di sviluppo. È stato un anno positivo, abbiamo superato i 690 milioni di fatturato, siamo cresciuti del 2,7% in un momento direi non semplice dell'economia, però vuol dire che stiamo seminando bene. Insomma, la nostra presenza sul territorio da oltre 65 anni ci permette di essere riconosciuti e i nostri consumatori ci riconoscono per qualità, per presenza e per attenzione al territorio, perché tutto questo è il risultato di tantissime attività che facciamo sul territorio, non solamente la nostra attività principale che è quella di aprire i punti vendita e di rifornirli e di avere dei colleghi professionali all'interno, ma anche la nostra attività è quella di sostenere il territorio. Abbiamo un progetto che ormai gestiamo da oltre 10 anni che si chiama Sapori del Territorio e attraverso questo progetto noi andiamo a raccontare le tipicità del territorio, andiamo a sostenere le microimprese per far sì che possano raccontare cosa producono i loro prodotti e li portiamo all'interno dei nostri punti vendita. Quindi stiamo veramente attenti al nostro territorio. Abbiamo fatto per 2 anni un tour con un truck assieme alla regione, assieme a Promoturismo e abbiamo in oltre 40 tappe abbiamo fatto degustare questi prodotti. Abbiamo invitato i produttori sul truck a raccontare la loro azienda ed è stata veramente un'attività fortissima, riconosciuta da tutti e devo dire che i risultati si leggono e si vedono anche nei nostri punti vendita. La situazione europea e mondiale non sarà delle più semplici, ma Despar Nord è riuscita a emergere da momenti di difficoltà anche con iniziative premianti come quella dei Sapori del Territorio. Non è sicuramente un momento facile, lo vediamo tutti quanti noi nella vita di ogni giorno, però noi stiamo cercando di essere sempre più attenti agli assortimenti, sempre più attenti ai prezzi, sempre più attenti agli assortimenti. Se pensiamo che i nostri prodotti a marchio partono da S-Budget, che è il nostro primo prezzo, e arrivano fino alla fascia alta premium, con migliaia di referenze che permettono a chiunque di venire da noi e di fare la spesa completa in base a quelle che sono le esigenze e le possibilità. Una realtà ormai concreta, solidissima, che continua il suo percorso virtuoso verso le sfide del futuro con il solito grande entusiasmo. Beh, sicuramente è quello di fare dei negozi sempre più accoglienti, di avere all'interno dei nostri punti vendita persone motivate e di riuscire a soddisfare tutte le fasce delle nostre clientele.